Allora, rieccoci qui. Io volevo un po' inquadrare la situazione proprio per supportare poi quanto ha esordito Favero, economico-finanziaria. Diamo un Sì, po' di botte. allora, io parlo del settore bancario. Il settore bancario è fortemente in crisi, nel senso che le banche oggi si trovano a dover affrontare un'epoca di tassi bassi dovuti al quantitative easing europeo. Cioè, che cos'è il quantitative easing? È semplicemente l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea e di obbligazioni corporate, cioè obbligazioni di aziende delle imprese più quotate, cioè quelle più sicure. In questo momento siamo in un momento di forte politica espansiva delle banche centrali. La Banca Centrale Europea sta immettendo forti quantità di denaro sull'economia reale. Sta facendo, diciamo, un tentativo che speriamo che Esatto, questa è la riesca. parte finanziaria. Dal punto di vista però dell'economia reale, qual è il problema? Che dal 1° gennaio 2016 entrerà in vigore il bail-in. Che cos'è il bail-in? Ci tengo a sottolinearlo, è niente po' di meno che se un istituto bancario fallirà, le banche potranno prendersi i soldi direttamente dai risparmiatori, in primis fino all'8% delle passività, in ordine dagli azionisti, poi dagli obbligazionisti junior, cioè delle obbligazioni subordinate, e poi dagli obbligazionisti senior, cioè quelli delle obbligazioni più sicure. Volendo ricollegarmi al discorso di Favero, dove c'è qui l'assenza dell'Italia? L'Italia non sta parlando di questo, cioè stiamo parlando dei portafogli delle persone e non stiamo parlando di ciò che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016. Ma forse non si vuole Io creare da ulteriore tecnico, da panico. esperto del settore dico c'è una forte assenza dello Stato italiano, qui stiamo parlando dei portafogli degli italiani, cioè dov'è lo Stato? Dov'è lo Stato? Di fronte a una normativa così importante. Teniamo presente che in Austria con la banca Alpe Adria, Sì. AIPO scusate, AIPO, esatto, sì, sì, sì. AIPO, è già entrato in vigore, cioè è entrato in vigore prima del tempo, Ma lì è prima del successo 1° un gennaio po' 2016. un Attenzione, problemaccio. di fatto questa normativa separa i rischi, cioè gli interventi, gli stati non interverranno più sui rischi delle banche. Le banche Ma andranno a dovranno... prendersi i soldi dai risparmiatori, quindi lo Stato italiano dov'è in questo momento qui? Io dico, Cioè, come potrebbe intervenire lo Stato normando la lo cosa, Stato no? dovrebbe intervenire prima di tutto sulla consapevolezza, cioè cosa sta facendo lo Stato in termini di informativa. Le banche sono fortemente in crisi in questo momento, per quale motivo? Perché sono scoppiati i crediti deteriorati, cioè le banche hanno prestato soldi e non tornano più indietro. Siamo di fronte a 179 miliardi di euro. In più c'è un problema che mentre negli anni 90 le banche prestavano i soldi a medio termine, nel senso che vendevano obbligazioni a medio termine e li prestavano a medio termine, oggi le banche per tutta una serie di paure del mercato prestano a breve, nel senso che vendono obbligazioni a 2 anni, ma sono costrette a prestare a lungo, in un'ottica di tassi a zero. Cioè, attenzione, se uno oggi compra un titolo di Stato tedesco a 5 anni ha tassi negativi, quindi non c'è, le banche per fare utili devono prestare impiego diretto, cioè devono vendere e collocare obbligazioni dirette su cui cedono un tasso e devono prestare i soldi. Oggi fanno fatica, nel senso che raccolgono a breve e medio e devono prestare a medio e lungo. Chiarissimo. Allora io dico, io che non voglio fare l'avvocato del diavolo, non voglio parlare di indipendenza e di autonomia, Sì. dico, mi limito solamente a dire lo Stato italiano dov'è in questo frangente, dove sta informando i risparmiatori. Ecco, se... vabbè, vediamo dopo Solo anche io questo. dico, l'informazione, la consapevolezza è alla base della crescita di un paese, perché l'America fa consapevolezza. Gli Quindi americani sono informati, gli americani sono direttamente coinvolti sulla crescita dell'America. Faccio un esempio. Sì. La formula del prodotto interno lordo di un paese si basa fortemente sui consumi, sulla spesa pubblica, sugli impieghi, sulle infrastrutture. Gli americani sono un popolo di spendaccioni, ma sono un popolo di pianificatori. L'Italia sta educando i veneti e gli italiani
a una corretta allocazione del risparmio? Questa è la domanda che lascio io. Lasciamo cadere. Secondo lei, dopo vorrei che rispondesse anche ai messaggi Certo, che certo. stanno arrivando, che sono un po', voi mandate i vostri messaggi, poi noi li mettiamo in onda e cerchiamo di rispondere a quelli che riprendono i grandi filoni, naturalmente. Prego. Sì. Cioè, lei la situazione che affronta, qual è la difficoltà contingente e in che cosa lei ravvede che possa dare soluzione? Io posso parlare della mia esperienza in questi ultimi anni di imprenditore, sia nei due settori ho visto un calo generalizzato del consumo del consumatore. E quindi, perché secondo me stanno intaccando i propri risparmi, pian piano questi risparmi si stanno erodendo, quindi... Ecco perché non vogliono farlo pianificare. Sì, qualcosa in più che poteva essere... Se vuole parliamo di pianificazione dopo. Il prodotto tipo, io vendo barbecue, quindi è un prodotto che non è un prodotto indispensabile, e ho visto che anni scorsi la gente veniva tranquillamente a fare queste spese, ora pian piano stanno tagliando anche questa cosa perché non è indispensabile. Non c'è una ripresa leggera? Io quest'anno faccio più fatica di vendere rispetto all'anno scorso. E nel settore caldaie, che è un settore dove si fa l'assistenza, quindi un settore dove uno pianificava la sostituzione della caldaia anni fa, perché mi chiamava, guarda, a 15 anni non vorrei trovarmi a piedi. Pianificava. Almeno quello si pianifica. Sì, gli ultimi anni invece adesso neanche quello. La aggiustiamo questa caldaia, ma c'è 300 euro da spendere, va bene lo stesso, portiamo avanti perché io non posso più permettermi. Quindi lei non ha riscontrato nel suo settore nessun io tipo per ora non ho riscontrato nessun miglioramento, anzi ripeto, dal settembre-ottobre dell'anno scorso fino ad ora c'è un rallentamento proprio, sia sulla vendita che sui prodotti di prima necessità, perché avere l'acqua calda penso sia una cosa assolutamente. In che termini, proprio per dare l'aggancio, lei troverebbe delle soluzioni in quanto viene propugnato? Dopo le do la parola che vedo che deve dire qualcosa. Sicuramente che i veneti avessero più disponibilità di denaro che resti nel territorio sarebbe la cosa più importante ora come ora, perché si trovano veramente tra tasse e adempimenti, tasse locali e tutto quanto si trovano veramente strozzati, quindi a Michele Favero chiedo un sostegno sotto questo aspetto. Credo che Indipendenza Veneta in questo stia dando una grande risposta, tenendo soprattutto conto del fatto che, lo ribadiamo spesso, il Veneto ha un residuo fiscale di 20 miliardi. Se poi sommiamo anche i 10 miliardi di interessi passivi che paghiamo per un debito pubblico che il Veneto non ha mai concorso a fare, stiamo parlando di 30 miliardi. Divisi per tutti i veneti sono circa 6.000 euro a Veneto. Allora Mauro, adesso non lo so quanti figli ha il nostro imprenditore qui, però calcolando, ecco, 3 figli, benissimo, con la moglie, 6 per 5 è 30, sono 30.000 euro che lui regala ogni anno a questo Stato italiano che poi ci pensa molto bene a come scialacquare i soldi. Ecco, ma quello che lamenta come imprenditore è proprio questa non disponibilità economica, ma anche il fatto, immagino come tanti altri, di una burocrazia eccessiva, di un sistema farraginoso, perché se è stato anche in Germania avrà visto meccanismi anche di pagamento diversi, più facili. Di fatto siamo governati dalla burocrazia e non dalla politica da tanti anni, sono i boiardi di Stato che fanno la politica di questo paese, non sono più i politici, che tra l'altro vorrei ben sapere qual è la differenza tra destra e sinistra, se qualcuno me la può spiegare, io non la vedo. Ad ogni modo questo Stato che è governato dalla burocrazia, che fa leggi su leggi come dicevamo prima, ma quello che manca è la certezza del diritto, la certezza della pena per chi sbaglia e soprattutto anche venire incontro, nella fattispecie io parlo anche per gli imprenditori, quando un imprenditore si trova poi ad avere un credito, anche purtroppo verso lo Stato, è in difficoltà a monetizzare il proprio credito. Le sentenze parlano di 5 e 10 anni, anche per crediti esigui di 5.000 euro. Se va dal giudice di pace si aspettano anni, cioè è una cosa indecente e indecorosa. Può rispondere a qualcuno dei messaggi? Ho visto quel messaggio che diceva diamoci da fare per avere quello che hanno già Trentino e Friuli, se non erro. Beh, allora è la strada diversa, ripeto, quella è un'autonomia che non è conciliabile perché passa attraverso Roma, ve lo dico e ve lo ribadisco ancora, c'è bisogno di una maggioranza qualificata dell'attuale Parlamento italiano. Adesso non voglio sparare dei numeri a caso, però tra tutti i deputati non so se ce ne siano 400 che hanno già delle sentenze passate in giudicato
per reati non proprio così lievi di questo Parlamento. Allora, cosa volete che questo Parlamento dia la libertà ai veneti? Mi viene veramente da sorridere. Cari veneti, i maggiori responsabili siamo noi, perché il diritto all'autodeterminazione è un nostro diritto. Cerchiamo di esercitarlo, diamo forza e indipendenza veneta perché il 31 maggio porti i veneti a fare un referendum. Questo noi chiediamo. Quindi è diverso dal concetto che è stato un po' mandato nei messaggi. Sì, si parla sempre di autonomia perché è la risposta facile, no, che dà anche la Lega, perché dice ma l'indipendenza fa paura. Allora, per non lasciare magari al PD di appropriarsi dell'autonomia, meglio spingere sull'autonomia quando anche non sia maggiore autonomia, come dicevo prima. Sono bugie sopra altre bugie per dire a un popolo mite, come è sempre stato il popolo veneto, noi non vogliamo una scissione, una secessione, no? Anche perché parlano di questo, ma ci accontentiamo magari, che ne so, abbiamo 20 miliardi di residuo fiscale, di 10 milioni di euro magari sistemiamo un po' il territorio. Queste sono bazzecole e sono bugie per i discorsi che facevo prima, perché uno Stato che aumenta l'IVA poi sul pellet o che va in cerca di tutti gli escamotage adesso per recuperare soldi dai propri cittadini non può certo dare nessuna forma di autonomia. Tra l'altro, adesso tanto per allargare il discorso, gli esodati che fine hanno fatto adesso? Saranno sempre di più. Dal 2008 al 2013 solamente nel Veneto hanno chiuso 23.400 aziende. Queste sono le risposte da dare ai veneti. Inutile parlare di autonomia, questo è uno Stato che ha dimenticato completamente il nostro territorio. Ecco, io mi allaccio subito e chiedo a lei, come esperto di finanza, in un sistema di questo genere, quindi non di maggior, in qualche modo, autonomia, eccetera, ma di proprio indipendenza, come si vanno a sistemare gli equilibri economici, finanziari, nuovi che si vengono a creare? E quindi che è quello che preoccupa tanti, poi la solita domanda che ricorre sempre, poi abbiamo tantissime mail che sono arrivate senza usare le pensioni, quello arriva sempre. Allora, io faccio sempre, diciamo, riporto a un concetto macro. La finanza è legata all'acquisto, cioè non siamo dal salumiere. Il salumiere, se non vende il salame, cambia il prezzo al salame. Nella finanza il prezzo è legato all'acquisto. Allora, i mercati vanno nell'ottica della fiducia. I mercati finanziari, cioè il Veneto è una realtà fatta da piccoli medi imprenditori. Significa che, allora io faccio un riferimento alla Scozia, faccio un passo indietro. Il referendum scozzese è stato, a mio avviso, di esperto di finanza, condizionato dalla finanza. In che termini? Nei termini che le grandi case di investimento finanziarie americane hanno condizionato il referendum scozzese. Questo ve lo dico da esperto finanziario. Ricattato in qualche modo? Nel senso che le case americane, l'America è stata un po' è stata elemento di ostruzionismo al sì scozzese. Le grandi case di investimento, che ricordo hanno uffici in tutto il mondo, hanno detto che all'indomani del referendum scozzese, se vincevano in sì, sarebbero stati venduti in massa titoli di aziende scozzesi quotate. Ora io non voglio né leggere né scrivere, non voglio esprimermi in materia di indipendenza sì o indipendenza no, dico semplicemente che il Veneto è fatto da piccole e medie imprese, cioè non è ricattabile dalla finanza, quindi la legge 16 espressa da Indipendenza Veneta è una legge che dà parole ai veneti ma non è ricattabile dalla finanza. Anche se tutto però è ricattabile dalla finanza. Però il Veneto non ha una percentuale di aziende quotate in borsa tale da ricattare. E che questo sarebbe poi il gap che ci viene sempre rinfacciato. Esattamente. Cioè allora, la non capitalizzazione delle aziende è un nostro tallone d'Achille. Però lei dice che è un punto di forza. Io dico semplicemente che il Veneto è smarcato dalla finanza. Cioè il Veneto oggi è fatto da lavoratori, c'è gente che lavora, cioè, il tessuto imprenditoriale veneto è fatto da piccole e medie imprese. Chiarissimo, cioè, quindi lei dice quello che viene considerato, perché qua più volte abbiamo parlato di economia e finanza, l'aspetto debole, cioè dicono le nostre aziende, le nostre piccole e medie realtà, quelle della nostra signora Favero per fare un esempio che rappresenta la media. Non sono ricattabili dalla finanza. Esatto, allora, non sono capitalizzate piano, e quindi... Quando prima le parlavo del salame, sì. cioè è il caso per fare un esempio in Veneto,
abbassa il prezzo del salame, dice non riesco a venderlo a €1 al chilo, lo vendo a 0,50. In finanza il prezzo è determinato da uno scambio, cioè più ci sono le vendite finanziarie, più il prezzo scende. In finanza invece in Veneto oggi il Veneto non colloca titoli di Stato veneti, quindi non è ricattabile dalla finanza. Ci ricordiamo tutti quello che è successo nel 2008 con lo spread italiano. Certo, cioè, sì. è inutile che apriamo una parentesi particolare, voglio dire semplicemente che dal punto di vista finanziario come potrebbe avrebbe impatto sui titoli di Stato italiani, ma non sull'economia veneta. Sì, non è stato chiarissimo. Vediamo se mi posso rimettere il messaggio di prima gentilmente dalla regia, che così lo giriamo al nostro ospite, vediamo un attimo. Ho capito male, ma può essere che dal 2016 le banche si prendono i miei risparmi dal conto corrente per risanare le loro finanze? Allora, la legge del bail-in parla chiaro, dice che dal conto corrente, dice il telespettatore. No, allora i conti correnti sono garantiti fino a 100.000 euro e questa è una normativa generale, però anche qui c'è da aprire una parentesi, cioè dipende che banca salta. Facciamo un esempio. La normativa parla che fino a 100.000 euro i soldi dei conti correnti sono garantiti, dipende che banca salda. Che banca salta, cioè essendoci un fondo a garanzia dei risparmiatori, se salta una banca di rischio sistemico, cioè di una banca di grandi dimensioni, bisogna vedere quanti soldi ci sono sul famoso contenitore per andare a garantire i risparmiatori. Quindi in termini generali fino a 100.000 euro il risparmiatore è garantito. Il bail-in è un'altra cosa, cioè dice nel caso di fallimento di una banca, e qui introduco il Core Tier 1 e il Texas Ratio, che dopo spiegherò cos'è. Vado a intaccare se le prima banche le falliscono, le azioni, poi obbligazioni, fino all'8% delle passività bancarie vanno ad intaccare in ordine gli azionisti della banca, gli obbligazionisti junior, cioè di obbligazioni subordinate, e poi gli obbligazionisti senior, cioè quelle classiche obbligazioni considerate sicure dalle banche. Perfetto, quindi è stato questo spiegato. Dopo se volete spiego assolutamente. Cos'è. Poi do la parola anche a Favro per dare ulteriori delucidazioni. Pubblicità, pochi secondi.